Assessore Bini, quest'oggi un incontro con il Ministro, si è parlato di turismo. Quali sono stati i temi che il Friuli Venezia Giulia ha messo sul tavolo e i suggerimenti fatti dal Ministro stesso in tema di turismo? Innanzitutto devo dire davvero con molto piacere ho visto un Ministro allineato con quelle che sono le mie idee del turismo, il turismo che deve diventare una delle forze motrici per l'economia del nostro Paese. Al tavolo eravamo presenti tutti gli assessori del nostro Paese, sono uscite pari di fatto le stesse idee, cioè noi abbiamo la necessità di avere fondi veri a disposizione per il rilancio del turismo, quindi dei fondi dedicati, soprattutto per quanto riguarda l'ammodernamento delle strutture ricettive. Purtroppo noi abbiamo delle strutture ricettive inadeguate, vecchie, che necessitano di riammodernamento. C'è la massima disponibilità da parte del Ministro a concedere dei fondi specifici. Poi si è parlato di tassa di soggiorno, anche in questo caso è un capitolo abbastanza delicato, tassa che deve essere dedicata, non più generalizzata, insomma tante cose. E poi un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto di mettere a denominatore comune tutte quelle che sono le ricchezze del nostro Paese. La stessa cosa che ho detto per la Regione, non esistono più assessorati a comparti stagni, ma devono esistere degli assessorati cultura, turismo, agricoltura, enogastronomia che dialogano tra di loro per promuovere le migliori nostre offerte.